Buonasera a tutti. È una piacere venire a Durgale a suonare. Purtroppo non ho battuto coppia, è finito sul festival ieri, sono tutti impegnati. A Dolumanno sono venuto a Sasola, ma speriamo a Nova di tornare tutto un pare a festeggiare e fare una bella ballo di intimi. Buonasera a tutti. Grazie a te Francesco, anche a te un ricordo di questa serata. Grazie a te. E quindi andiamo avanti con il prossimo ospite di questa serata, che è un organettista di Ovodda, è un nipote di un suonatore di launetas, quindi insomma la musica e la passione per gli strumenti musicali era di casa. Nipote di Beppe Cuga, appunto, il suonatore. Inizia a suonare all'età di 6 anni e inizia a girare poi per le piazze della Sardegna, per rassegne, processioni, eccetera. Fa parte del gruppo folk Oleri, che ecco abbiamo la coppia vestita qua davanti, che tuttora accompagna. È anche un compositore, oltre a essere un suonatore, ha rivisitato le musiche tradizionali e compone alcuni pezzi che vanno a ispirarsi musicalmente a delle ballate irlandesi e a delle mazurche francesi. E nel 2011, 4 anni fa, ha folcato un gruppo, i Folk House, un gruppo combat folk, con cui ad oggi si esibisce per la Sardegna. Attualmente porta avanti un progetto che si chiama In Giro per Canzoni, insieme a un chitarrista e cantante, Giuseppe Mugiano. Collabora occasionalmente con degli artisti molto importanti, e ve ne nomino alcuni: Alberto Sanna, Francesco Monetti e anche i Modena City Ramblers. Questa sera per noi suonerà due suoi balli tipici, il ballo Tullu e Sadanza. A voi Pierpaolo Vacca.
Ringraziamo Pierpaolo Vacca di Ovodda, lo salutiamo con una targa e un omaggio offerto dalle cantine Berritta di Dorgali. Grazie. Adesso invitiamo ad avvicinarsi il prossimo artista che viene da Sorgono, Sergio Puzzu. Lo accogliamo con un applauso. Sergio è sia un fisarmonicista che un organettista, stasera ovviamente si esibirà all'organetto diatonico, porta avanti la sua formazione musicale con i maestri Nino Aresti di San Luri, Giuseppe Brundu di Sorgono e il maestro Gianni Ore, oltre a diverse collaborazioni con l'orchestra Bena Seischelios di Nuoro, col gruppo Ascra e col gruppo KNA di Siniscola. Oggi Sergio è l'organettista che accompagna il gruppo folk Sorgono e anche altri gruppi folk della Sardegna. Stasera eseguirà su Ballu Sorgonesu e Sadanza, accompagnato da 2 coppie in costume del gruppo folk Sorgono e poi ovviamente una sua interpretazione del Su Ballo e Schina. A voi Sergio Puzzu.
Grazie.